ho avuto appunto il piacere e l'onore di insediarmi con il sesto mandato del Comitato delle Regioni, il Comitato delle Regioni istituito dal Trattato di Maastricht, sostanzialmente rappresenta come istituzione europea il sistema dei governi e dei poteri locali, regioni, città, province, organizzazioni territoriali, e rappresenta di per sé quell'organo istituzionale e consultivo che controlla, partecipa e quindi diciamo, si confronta con le principali istituzioni europee, Commissione, Consiglio europeo e Parlamento in materia di sussidiarietà, in materia di sviluppo locale e in materia di politiche di coesione, cioè quelle attività che di fatto interessano le collettività locali perché sono ricaduta diretta delle politiche europee. È una presenza credo significativa perché segna comunque riconoscimento per la regione Friuli Venezia Giulia, per il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, e comporterà credo un impegno importante perché importanti sono appunto le sfide, i temi che il nuovo ufficio di presidenza, presidente, ufficio di presidenza e rappresentanze dei gruppi politici che siedono appunto all'interno del Comitato delle Regioni si sono dati come proposito e come programma per questo mandato. C'è la necessità ovviamente di rivedere quelle che sono alcune delle politiche promosse nel programma di lavoro della nuova Commissione europea, soprattutto riconsiderando i temi dello sviluppo locale, i temi della crescita, i temi dell'occupazione, l'attenzione al sociale, l'attenzione allo sviluppo locale e quindi una capacità di relazione più diretta, tra l'altro devo dire riconosciuta nei discorsi inaugurali sia dalla rappresentante della presidenza di turno dell'Unione Europea che compete alla Lettonia, sia da uno dei primi vicepresidenti della Commissione, il commissario Timmermans, che ha ribadito la volontà appunto di confronto continuo e fattivo proprio in virtù della necessità di definire al meglio le politiche europee proprio in chiave di collegamento con i territori e in chiave di ascolto delle istanze che provengono appunto dalle realtà locali, in quanto le realtà locali sono i termometri più sensibili dell'effetto delle politiche europee, proprio in una fase di crisi, una fase nella quale ovviamente sono chiamate le importanti dimensioni della società civile europea a confrontarsi con le difficoltà del momento e anche le misure che l'Unione Europea mette in atto per superare la crisi di questi tempi. E quindi il confronto per avere un riscontro diretto dalla base, quindi dai cittadini europei, dall'altro lato una volontà di essere incisivi per far sentire ai cittadini europei che l'Europa non è un'entità distante, ma bensì è una istituzione che tende a lavorare e ovviamente a promuovere misure che abbiano effetto diretto, immediato, visibile appunto sulle comunità. Si è sviluppato un dibattito circa quelle che sono state le impostazioni, diciamo, strategiche portate dalla Commissione per i prossimi anni e si è centrato soprattutto sul tema della ricerca di coerenza tra i programmi di investimento decisi dall'Unione Europea e i fondi strutturali a disposizione del sistema dei territori locali. Si è parlato della attenzione alle forme e alle iniziative di sviluppo locale, si è
insistito molto sulla necessità che si riprenda una politica attenta ai diritti sociali, ai diritti civili, alla parità ovviamente di trattamento dei cittadini e delle imprese all'interno dell'Unione Europea. C'è il grande impegno del trattato tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea per quanto riguarda appunto il libero scambio, il libero mercato, visto da tutti ma richiesto fortemente dalla dimensione del Comitato delle Regioni, visto tutti come un'opportunità di sviluppo, una circolazione di merci, di uomini e di opportunità più ampia, ma anche un rischio rispetto a quelli che sono gli alti valori di garanzia sociale, civile e anche economica e anche e soprattutto rispetto ai prodotti che l'Unione Europea ha posto in essere nelle sue politiche e che non si vuol vedere sacrificare rispetto appunto ad un accordo di più ampio mercato. Si è parlato della necessità di completare il tema dell'agenda digitale come un'opportunità per tutti i cittadini, anche quelli che abitano nelle zone rurali, nelle zone più remote, le garanzie sul mercato digitale per quanto riguarda anche le opportunità di accesso e di fiscalità per tutti i territori, e direi ci si è poi soffermati su alcune strategie di fondo che sono un rilancio, un rafforzamento delle politiche macro-regionali europee, cioè intese non più e non solo come politiche di un singolo Stato, di una singola parte di territorio, ma come organizzazione di politiche di sviluppo su territori ampi, quali sono quelli già riconosciuti come la macro-regione baltica, la macro-regione danubiana, oggi la macro-regione adriatico-ionica e nell'immediato futuro la macro-regione alpina. E tra l'altro su queste macro-regioni, ovviamente in due di queste, la regione Friuli-Venezia Giulia è direttamente coinvolta, sia sull'adriatico-ionica che su quella alpina. In questo senso anche riprendere con forza il tema delle interconnessioni europee e la politica transfrontaliere proprio per consolidare lo sviluppo anche in quelle zone prima marginali, perché di confine, oggi centrali in una logica di sviluppo congiunto. Alla fine si è ovviamente preso atto che la politica di allargamento europeo avrà un suo rallentamento nei prossimi anni, non sarà prevista nessun nuovo membro dell'Unione Europea, e quindi prende ancora più forza la politica di vicinato, laddove la partecipazione anche attiva dei governi locali, delle realtà locali, delle regioni, consentirà di sviluppare questo rapporto più stretto, un rapporto di collaborazione con quei paesi prossimi alla frontiera dell'Unione Europea, vicini quindi, e con una volontà, un processo di avvicinamento ulteriore, e che magari oggi hanno anche situazioni di crisi. Parliamo dell'Ucraina, sicuramente della Moldova, della Georgia, della Turchia, della Serbia, cioè questi paesi che sono ovviamente ormai in una fase di prossimità con l'Unione Europea e che a partire soprattutto dalla dimensione locale devono sviluppare politiche che ancora di più consentano di difendere i valori fondanti dell'Unione Europea, cioè pace, lavoro, sicurezza e sociale, e d'altro canto anche la crescita economica. Questo è l'impegno generale del Comitato, e quindi ovviamente all'interno di questo impegno generale presterò la mia attività. Più puntualmente poi nella commissione CIVEX, che è la commissione della quale io sono stato designato a far parte, è proprio una delle 6 commissioni del Comitato che sviluppa più propriamente queste iniziative di cui dicevo prima, cioè proprio questo tema del governo locale, delle politiche di vicinato, delle politiche legate alle relazioni economiche e trattati internazionali, e di tutte quelle attività che hanno a che fare con l'insieme delle governance multilivello, cioè di quel sistema di governo dell'Unione Europea che vede la partecipazione attiva dei cittadini a più fasi, e quindi anche l'opportunità di intervenire nei processi decisionali.